benvenuti alle tribune elettorali. Oggi siamo in compagnia di Antonio Francon, candidato sindaco per Sellazzano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Antonio Francon, 57 anni, sposato e padre di 2 figlie. Certo. Ha giocato per 12 anni a football americano in Serie A ed è stato presidente del Ghost Hockey Padova. Sì. A supporto della sua candidatura ci sono 4 liste: la Lega, Fratelli d'Italia, Grande Veneto e la lista civica Prima Sellazzano. Sì. Lei è il titolare di 2 aziende nel caso venisse eletto. Lei rimarrebbe a disposizione unica del comune oppure continuerebbe anche con la sua attività? No, ho la fortuna di poter delegare diverse persone alla conduzione del mio lavoro, che di fatto ho praticamente già lasciato proprio per seguire a tempo pieno sia la campagna elettorale e dopo eventualmente anche l'eventuale nomina, se arriverà. Il suo slogan è prima le persone e le famiglie. Sì. Prima le persone e le famiglie, perché abbiamo voluto dare un segnale molto forte per quanto riguarda l'attenzione che abbiamo verso le persone, a cominciare dalle persone più, diciamo, tra virgolette, più vulnerabili, quindi le persone anziane, le persone con ridotta mobilità, madri single, tutte le persone che in questo momento trovano una grossa difficoltà ad andare avanti e anche fisicamente, cioè certe persone hanno necessità di avere più possibilità di trasporto, ad esempio per recarsi alle case di cura dove si curano, ma anche semplicemente per uscire perché magari sono bloccati in casa, non hanno figli, non hanno qualcuno che le possa portare fuori a fare anche una semplice passeggiata. Quindi vogliamo dedicarci di più a queste persone che poi molto spesso sono inserite anche dentro delle famiglie e che a volte possono creare anche non dei disagi, dei problemi, ma sicuramente un aiuto per togliere un pochettino di peso a chi segue queste persone anche per poche ore potrebbe essere una cosa molto molto importante. Cominciamo con il parlare di opere pubbliche. Abbattere l'ecomostro di Feriole, ecco, per quelli che non lo sapessero cos'è e perché è così importante abbattere questa struttura? Intanto perché porta degrado, è brutto da vedere, tutta quanta la cittadinanza che abita nei dintorni, vedersi ogni giorno questo scheletro di edificio che è stato abbandonato lì, la situazione è un pochettino ingarbugliata perché viene fuori da un fallimento e cose del genere, però con una nuova legge che è stata approvata a marzo, una legge regionale che è stata approvata in questi ultimi giorni di marzo, si può consentire al comune di intervenire in quella questione degrado e quindi poterlo anche abbattere. Lei vorrebbe completare il GRAP, ossia il Grande Raccordo Anulare di Padova, un progetto del 2004. Allora, il progetto credo che sia ancora fermo là, non è ancora destinato a essere esecutivo, quindi ci sarà da discutere, da vedere. Sarà importantissimo coinvolgere tutta la cittadinanza perché è una scelta veramente molto ma molto importante che si rifletterà nei prossimi decenni e quindi è una scelta che deve essere ampiamente condivisa e fatta nel modo giusto. La sua sede elettorale si trova a Tencarola, ecco, qui a Tencarola abbiamo 2 situazioni, l'ex USL e l'ex Iride, da riqualificare? Beh, sì, da riqualificare, a parte che sono già previsti dalla vecchia amministrazione alcuni progetti importanti proprio per la riqualifica qui del centro di Tencarola, quindi che riguardano appunto l'ex distretto sanitario, la scuola baracca e dovrebbero venire fuori un auditorium più altri uffici, altre cose che potrebbero ravvivare un pochettino il centro di Tencarola, visto che è andato via parecchie persone qui sugli edifici da nuovi, anche quelli sono da recuperare con alcuni incentivi in modo tale da portare delle attività commerciali che facciano arrivare persone che comincino ad animare la zona, quindi i negozi, i bar, le attività in genere. Come valuta la situazione attuale delle strade del territorio? A parte la manutenzione è un pochettino stata lasciata indietro, non dappertutto, ma ci sono certe zone come
Adesso stanno rifacendo gli asfalti sotto le lezioni come al solito, però comunque bisognava farli prima, soprattutto i marciapiedi, perché portano veramente a disagio le persone anziane che hanno difficoltà a camminare, devono camminare in mezzo alla strada, se no sui marciapiedi inciampano. Certo, la cosa è dovuta anche alle radici degli alberi, che quindi bisogna cominciare a pensare quale tipologia di alberi piantare, che dopo nel tempo non diano gli stessi problemi. E la viabilità in generale, purtroppo Tencarola è la strada che porta sui colli, quindi è un punto nevralgico di entrata e di uscita della città di Padova, e quindi bisognerà nel futuro comunque pensare ad una o più alternative a questa viabilità. Certo non sarà nell'immediato, ma bisogna sedersi intorno a un tavolo e capire cosa poter fare realmente. Lei vorrebbe anche creare una nuova pista ciclabile verso Abano? Sì, ma è necessaria. Io personalmente la faccio tutte le mattine per accompagnare mio figlio a scuola e vedo la difficoltà che hanno motorini e soprattutto le biciclette a essere in una strada così stretta con un traffico così elevato, e quindi è una questione primaria di sicurezza proprio per le persone. Sarà da studiare bene, perché anche le larghezze stesse della strada non permettono in tutti i punti una ciclabile, quindi è probabile che magari bisogna rientrare e uscire, non lo so, bisogna vedere, sedersi a tavolino e confrontarsi anche col comune di Abano, sicuramente, perché gran parte della pista ciclabile è nel loro territorio. E adesso parliamo dell'opera più rognosa, si può dire, di Selvazzano, l'ex seminario. Qualcuno lo vorrebbe preservare come opera d'arte, ad esempio. Lei cosa ne pensa? Allora, il seminario è uno dei tanti nodi risolti da tantissimo tempo. Il vecchio progetto che era stato approvato a suo tempo ormai è un progetto anche obsoleto, perché non rispetta più le attuali esigenze. Il seminario stesso ha una conformazione, una costruzione che è molto solida, architettonicamente è anche di un certo pregio. Io personalmente, però, su questa cosa qui bisogna far intervenire tutti, è una cosa che riguarda tutti, quindi anche fare un concorso di idee, qualcosa per il recupero. Ma io sarei per recuperare la struttura, quindi non abbatterla, dividerla magari in una struttura come casa di riposo e dopo altre strutture da utilizzo sociale, inserite in un grande parco verde, parco fluviale del Bacchiglione. Sarebbe un grande sfogo come parco per la città anche di Padova, ma soprattutto anche per i cittadini di Selvazzano, e soprattutto una struttura dedicata alle persone anziane potrebbe essere un po' anche per il nostro futuro. Allora, sempre più negozi di vicinato chiudono, mentre nel frattempo spuntano in continuazione grandi strutture di commercio. Sì. Questo è un problema, sì. Certo, il mondo va in quella direzione, quindi è inutile nascondersi. Noi qui comunque a Selvazzano credo che abbiamo concluso il numero massimo di centri commerciali, insomma, chiamiamoli così, che possiamo aprire, perché è basato sul numero di persone. Questa apertura però ha creato dei grossi problemi a tante di quelle persone che dicevo prima, che hanno difficoltà motorie, non hanno la macchina, anche gente che abita semplicemente in centro a Selvazzano, spostarsi di quel chilometro che manca per arrivare a hanno difficoltà, per cui la creazione di piccoli supermercati di prossimità credo che sarà una delle cose che porteremo avanti, proprio per dare un servizio a queste persone. Sono le stesse persone che ci hanno chiesto, perché io nella campagna elettorale l'ho fatta per strada, quindi ho sentito le esigenze delle persone, sono andato a parlare, continuo a parlarci e recepisco e cerco di riportare in quello, se potrò farlo, nel mio lavoro, la loro soluzione. Lo sport nel suo programma ha una grandissima importanza. Sì, lo sport ha sempre scandito un pochettino la mia vita, prima come giocatore, poi come presidente, di cui sono estremamente orgoglioso. Chiaramente adesso ho dovuto lasciare la carica per impegni che ben capite. La situazione che ho trovato qui a Selvazzano è stata una situazione che veramente non mi è piaciuta. Abbiamo delle grosse infrastrutture che potrebbero essere tenute innanzitutto meglio, sfruttate meglio, allargate,
e dare più spazio a tanti altri ragazzi a fare dello sport, perché lo sport è importantissimo, lo sport toglie i ragazzi dalle strade, li preserva da cattivi pensieri, li unisce, crea grandi amicizie e unisce le famiglie anche, e attraverso lo sport, è un progetto che ne ho già parlato con alcuni presidenti, potrebbe essere un'idea per riuscire a ricompattare chiamiamo quel sentimento di appartenenza delle varie fazioni alla città di Selvazzano. In ogni caso il Ceron va assolutamente riammodernato, va ampliato, deve essere creata una cittadella dello sport, bisogna cominciare a trattare direttamente con i presidenti delle varie società, dandogli anche delle responsabilità, oltre che delle agevolazioni. E credo che anche attraverso lo sport si possa in qualche modo anche ad avere un ritorno economico, riuscendo a mettere a posto il palazzetto Ceron con adeguati lavori, si possono portare quasi settimanalmente, volendo, grosse manifestazioni sportive che alla fine andrebbero a beneficio di tutto il territorio, ristoranti, alberghi, eccetera. Quindi assolutamente lo sport è una delle componenti principali del mio programma. Do anche un servizio di trasporto dedicato, ad esempio. Questo è un altro problema, perché se certi ragazzi devono andare ad esempio da Caselle a giocare al Ceron, è importante che possano contare anche sul trasporto pubblico. Non è facile, è costoso, ma adattandole alle esigenze in qualche modo si può assolutamente fare. Questo svincolerebbe le famiglie a dover magari lasciare il lavoro per portare i ragazzi a fare sport e viceversa, ricordiamo poi che abbiamo anche un grossissimo polo sportivo a Montecchia, dove c'è un bellissimo campo da golf e anche degli impianti di tennis molto importanti, addirittura il campo di Montecchia a livello mondiale, per cui ha una ottima scuola per ragazzi che dovremmo, tra virgolette, sfruttare di più. Parliamo ora di politiche sociali. La popolazione di Selvazzano, come nel resto del paese, sta invecchiando sempre. La popolazione sta invecchiando, in effetti è un problema questo. Nel nostro programma, a parte chiaramente dei servizi sempre più dedicati a queste persone, abbiamo anche in programma però di cercare di ripopolare la città di Selvazzano. In che modo? Cercheremo di dare degli incentivi proprio in modo tale da sgravare determinati costi, nuove famiglie che si trasferiscano e vengano a risiedere a Selvazzano, città in generale, nelle varie frazioni. Questo perché? Perché se riusciamo a portare nuove famiglie, innanzitutto avranno necessità di servizi, quindi potranno crearsi le esigenze di aprire nuovi servizi, quindi aumentare l'occupazione, dare un giro all'economia che potrebbe essere importante. In più potremo anche cominciare a smaltire quel parte di invenduto che abbiamo di appartamenti, e così dare opportunità innanzitutto alle agenzie che vendono di lavorare, ai costruttori di potersi impegnare magari in base alle regole che ci sono sul consumo di suolo, di poter cominciare anche a creare altre abitazioni e così via. C'è un circolo, dovremo cercare di creare un circolo virtuoso. Saranno anche coinvolte le aziende che lavorano sul territorio, perché se assumeranno persone residenti nel territorio avranno anche loro degli incentivi. Quindi è un sistema globale che coinvolge lavoro, famiglie, persone, per creare questo circolo virtuoso economico che ci possa portare fuori un pochettino da questa crisi generalizzata che c'è a livello Italia. Lei abita qui a Selvazzano. Quando è a casa o quando va in giro si sente al sicuro? Io credo che Selvazzano sia una zona abbastanza sicura, a parte qualche furto, qualche cosa, ma è una cosa che è fisica, cioè succede, però rispetto a tante altre zone siamo una zona sicura. Io credo che le forze dell'ordine, sia vigili che carabinieri, abbiano lavorato bene, siano sempre stati presenti nel territorio. Bisogna però cercare di dare anche alla popolazione un senso di sicurezza maggiore, perché spesso certe notizie sui giornali spaventano le persone, le fanno avere paura, anche se magari in realtà non è necessario che abbiano paura, perché le cose non accadono necessariamente qui. Quindi abbiamo in programma di intervenire su due punti. Il primo è quello di controllare le
strade di ingresso del paese, quindi creare una specie di piazzole stabili all'ingresso di ogni cosa, che dove non è che sia presente sempre, non è che vogliamo creare la città un bunker, però quelli che arrivano sanno che lì è molto probabile che possano trovare una pattuglia di qualsiasi polizia, vigili, carabinieri, finanza, qualsiasi cosa, quindi abbiamo già una cosa del genere in mente. Altra cosa importante è il vigile in movimento motorizzato, quindi su una moto leggera, quindi non una moto quelle solite siamo abituati a vedere, ma una moto molto leggera che possa girare agevolmente, passare anche attraverso i parchi ed essere in continuo movimento con avvisi sia sonori che luminosi, in modo tale di far avvertire a tutti la propria presenza, in modo casuale, in modo tale che non possa essere seguito o aspettato in determinati ore, in determinati momenti, e quindi con la casualità potremo riuscire ad evitare anche molti dei furti che avvengono in giro per il territorio, soprattutto nelle ore serali e con il buio. Nel caso ci siano sacche di degrado, come si combattono? Come si combattono? Bisogna intervenire con decisione, bisogna assolutamente attivarsi con gli sgomberi, chiudere le zone ed evitare che continuino a essere luogo di incontro magari per spaccio di droga o cose del genere. Questo bisogna stare molto attenti a questo, però mi pare che anche la vecchia amministrazione abbia fatto abbastanza su questo lato. Quindi. L'ambiente è sempre più malato anche a livello globale. Qual è la ricetta invece a livello locale? Nel locale sarebbe ridurre il traffico, di ridurre l'inquinamento, quindi cercare di sfruttare un po' di più le energie rinnovabili, far passare meno macchine, però non è una cosa che attiene solamente al sindaco di una città, è un sistema di pensiero, un sistema di governo che coinvolge tutti quanti. Certo, se tutti quanti del nostro piccolo cominciamo a comportarci nel modo giusto, in maniera ecologica, credo che già si potrebbe fare un bel passo in avanti. E preservare chiaramente la natura, cominciare anche a limitare il consumo di suolo, recuperare eventualmente edifici che sono sfitti o che sono in degrado, e sotto questo aspetto qua, ad esempio, il sindaco può fare qualcosa, però ripeto, molte le persone che possono già di per sé fare qualcosa. Rimaniamo proprio in questo tema. Quali sono i suoi progetti in ambito di politica abitativa? La politica abitativa ho accennato prima, la politica abitativa riguarda sostanzialmente 3 fasce. C'è la fascia quella politica abitativa quella di sostegno, chiamiamola così, quelli che possono invece arrivare a comprarsi una casa, e dopo c'è quella politica che è stata in diverse zone qui delle frazioni, come il quartiere Darnovi, il quartiere San Domenico, dove ci sono diverse ville, abitazioni familiari che io vorrei preservare, proprio perché essendo il primo bacino utile dalla città di Padova, questo tipo di residenza credo che in futuro potrà dare parecchie risposte alle esigenze di molti abitanti di Padova, quindi quello sarà da preservare. Sarà anche compito del comune seguire il social housing, che è una cosa che sta cominciando a essere richiesta. Abbiamo diverse associazioni qua sul territorio che ce lo chiedono, ed è per questo che il comune deve essere molto vicino a queste persone. Allora, parliamo adesso di tecnologia. Selvazzano attualmente è una smart city o servirebbero alcune modifiche? Prima di essere una smart city ci vogliono tante cose, però si comincia, il mare è fatto di gocce, si comincia e ci si muove. La tecnologia la usiamo tutti, quindi una delle prime cose importanti è che questa tecnologia si possa usare, quindi i sistemi wifi, la fibra devono coprire quasi completamente il territorio, se non completamente. E dopo bisogna anche intervenire a livello di software, cioè io nel mio programma ho già studiato nella mia mente un'app che possa essere utilizzata facilmente da tutti, perché chiaramente tutti devono avere la stessa opportunità di approccio alla tecnologia. Certo, alcune persone con l'età hanno un attimino più di difficoltà, però un'app che possa essere un avvicinamento reale all'amministrazione, quindi attraverso questa app, che è anche personalizzabile in base alle avvisi che uno può ricevere o non può ricevere, essere più in collegamento con le iniziative che fa il comune, gli avvisi che può far uscire il comune,
richiedere documentazione, richiedere informazioni, segnalare qualcosa, tutto attraverso quest'app, addirittura chiedere aiuto per le persone più anziane, cioè una serie di cose che possono essere veramente molto molto interessanti e farebbero fare quello scatto in più per modernizzare un pochettino tutti, tra virgolette, e avvicinare quello che è l'ente alla popolazione. Secondo lei attualmente il wifi funziona? È attivo? Io sinceramente l'ho notato poco, bisognerebbe aumentarlo molto, rendere quasi tutta la città con il wifi free. È una cosa non facile, ma si può fare. Bisogna impegnarsi, bisogna andare avanti e perseguire questa strada. Le bombe sotto il ponte di Tencarola, chissà che fine hanno fatto, quanta acqua sarà passata sotto quel ponte? Quello non lo so neanche io sinceramente. Sarà un argomento da affrontare e cominciare chiaramente a bonificare. Va bene. Grazie per averci seguito, ringraziamo il candidato di Lega. Grazie a voi. Lega Fratelli d'Italia Grande Veneto e la Civica Prima Selezione. Sì. Grazie a tutti e buona giornata.